You ass! Come here, ass! Fuck! Giampietro, ti vuoi muovere? Che è successo? Dio Giampietro, hai visto? Le hai viste? Sono due donne. Sono due donne. Sono due donne che si baciano. Sono due donne che si baciano, è normale, normalissimo, è normale, si baciano, è normale. Adesso che facciamo? Che facciamo? Passiamo lì davanti facendo finta di niente. Passiamo lì davanti. Facendo finta di niente. Facendo finta di niente. Giampietro, adesso che gli passiamo davanti, vedi di fare poco il cretino e di non guardarle. Ma figurati se le guardo, è normale, è normale. Due donne normali che si baciano normalissimamente, normale. In un paese normale è normale, due donne normali, normalissime, è normale. Ma se passiamo senza guardarle, non sembra che non le guardiamo per non guardarle? E tu non guardarle, no? Ma si vede. Dici? Si vede, sì, si vede. Facendo finta di non guardarle, che guardi dall'altra parte, normalmente è normale che uno se ne accorge, fai finta, guardi dall'altra parte, ma normalmente facendo che guardi di là e guarda di là e loro guardano, dai, è peggio, peggio, peggio. Peggio, E allora che facciamo, Giampietro? Senti, facciamo così. Passiamo lì davanti, io dico in modo da farmi sentire. Guarda Maria Luce, due donne che si baciano, guarda com'è normale. E tu mi dici, ah sì, normale, normale. E ti dico, certo, normale, normalissimo, normale. E tu mi dici, guarda proprio due donne che si baciano, tanto normale che quasi proprio non me ne accorgevo. Così loro ci sentono e non si sentono a disagio, è normale, no? Normale. Giampietro? Tu ti droghi. Ma tu ti droghi pesantemente anche, Giampietro. Per favore, basta con quella brutta droga. Te lo dico io che cosa facciamo. Adesso gli passiamo davanti, facendogli capire che per noi è normale, che noi siamo più normali di loro. Non ho capito. Vai Maria Luce, vai tranquilla. Vai alla grande. Buona così. Salve. Vai. Non si sono accorta di nulla, Maria Luce, vai. Vai, non si sono accorta di nulla. Vai Maria Luce, siamo in ritardo, forza. Che è successo? Che c'è? Dio Giampietro, che schifo, hai visto? Ma chi è quello? Ma sì, quello che eravamo nella spazzatura, che schifo, Dio, che facciamo, che schifo! Normale, eravamo nella spazzatura normale, normalissimo. Evidentemente non ha soldi. Un povero? Ma perché ce ne sono ancora? Sì, Maria Luce, un povero, normale, normalissimo. Ci sono i ricchi, ci sono i poveri, normali, normalissimo. Ecco Rinaldo che ti sta tanto simpatico, no? Prima era povero. Rinaldo? Rinaldo era povero? Oddio, che schifo, ieri hanno chiuso il nostro bagno. Oddio, Giampietro, hai visto? Ci ha guardato, che schifo, che facciamo adesso? È normale, uno guarda, ci sono delle persone normali, normalissime, uno le guarda normale. Senti, facciamo così, ora passo lì davanti, gli do qualche euro e niente. Ma sei impazzito? Ma cosa vuoi, umiliarlo? Ma sei un mostro! Se qualcuno provasse a fare l'elemosina a me mi incacchierei come una scimmia!
Mi dà qualche euro lui. E certo, si lava la sua bella coscienzina lui. E alla mia chi ci pensa? Cosa faccio? Passo lì davanti con la coscienza tutta sporca. E comunque non saranno certo pochi euro a cambiargli la vita. E comunque che è sfacciato. Venire qui e sbatterci in faccia tutta la sua povertà. E sono povero e ho fame e non ho soldi e dormo sotto i ponti e mi mangio i topi e piscio nei cespugli e mi lavo con la terra. Io non vado certo in giro ad ostentare la mia ricchezza. Tesoro, scusa se mi permetto, ma le nostre racchette da sole valgono 1.000 euro, sono vintage. Normale. No, il problema c'è. La sbatto via. Tanto domani me ne compro altre 6. Va bene le racchette, e allora il tuo maglione di marca? E il tuo orologio da 15.000 euro? E i tuoi orecchini? Le tue scarpe di Bucci? Le scarpe di Bucci quanto le hai pagate? 450 euro. Normale. Ma non erano 300. Sì, vabbè, comunque che faccio? Me le tolgo, mi tolgo le scarpe, è normale, normalissimo, mi tolgo le scarpe, me le tolgo, eh? Vai Maria Luce così, vai. Vai così Maria Luce, buona. Vai Maria Luce, vai così, Maria Luce, vai. Buona così Maria Luce. Vai, vai, vedi, è normale. Stretching, Maria Luce, stretching, stretching. Che è successo? Oddio, Gianpietro! Hai visto quello? Che schifo! Ma chi? Quello lì, quello che fa stretching. È normale stretching, è normale. Ma Gianpietro, non vedi che hai cose di fuori? Ma amore, è normale stretching. Sono normalissime palle di fuori. Palla di fuori è normale, 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 la palla è normale, normalissima. Senti, se ti fa stare più tranquilla, vado lì e glielo dico. Normale. E certo, uno va lì e gli dice che hai testicoli di fuori. Oh, buongiorno, che bella giornata, a casa come va? Tutto bene? Guardi che testicoli di fuori, glieli rimetto dentro. Ma cosa sei, stupido? Dio, che fastidio! Maria Luce, semplicemente andrei lì e gli direi che è il birillo di dentro che è più garbato. Gli farei, scusi, guardi che è rimasto il birillo di dentro, attenzione, E così lui capisce, ma normale, ma tranquillo, amore. Normale. Ma Giampiero, ma ti fai di crack? No, dimmi, faccio uso di crack, almeno lo so che sei stupido perché ti fai di crack. Io te la brucio quella droga. Amore, che dire? Ecco, prova a immaginarti come fossero due moncherie che pensano di fare. Ecco, visto, non si vede più niente, sei più tranquilla adesso, amore? Andiamo via, guarda, dai. andiamo via. Oddio, basta, dobbiamo trovare un modo per farglielo capire. Come? Sai fischiare? Cosa sei, cretino? L'ha capito? No, E ora? Bisogna sempre controllare. Buongiorno.